Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, una prova per 4 anni sul doppio chilometro con i salchi gli allievi. Sono in 8 dietro le ali dell'autostart, l'1 Dalida Ban, 2 Jacobin Norman, 3 Delmonica Matto, 4 Dora Pan, 5 Donders, 6 Dinatà, in seconda fila 7 Dollaro Light, 8 Danger. Favorita è Delmonica Matto, numero 3 con Ruggero Colletti in salchi. Preferita a Dinatà e a Dalida Ban. Autostart che prende velocità e lancia i concorrenti. Sono veloci Dinatà e Delmonica Matto, con Dinatà che va a condurre dal 6. Bocca la prima curva in vantaggio su Delmonica Matto che rimane seconda, avanti a Dora Pan, quindi Dalida Ban, all'esterno Donders, poi Dollaro Light, quindi Jacobin Norman e Danger. Se ne vanno i primi 200 metri di corsa in 15,7, all'avanguardia Dinatà che ha preso il comando e guida le operazioni su Delmonica Matto, Dora Pan, Dalida Ban, Dollaro Light, Donders, Danger e Jacobin Norman. 400 metri in 32,3, la stoppata è stata netta davanti alle tribune per la leader che ora va parecchio piano, gestisce il vantaggio acquisito allo stacco della macchina e Mattia Spanò continua ad andare molto piano, 48,6 per i primi 600 metri di corsa. Dinatà in vantaggio su Delmonica Matto, Dora Pan, mentre c'è stata la rottura da parte di Donders, rimane in quarta posizione numero 5 Donders squalificato. Il giro in 1,4,3 sulla piegata di sinistra. Prosegue in vantaggio Dinatà che si porta sempre in scia Delmonica Matto, Dora Pan, Dalida Ban, Dollaro Light. Chilometro in 1,20,6. Nessuno accenna a muovere all'esterno, almeno tra quelli del primo gruppetto. Jacobin Norman si ricongiunge ora perché il leader continua ad andare veramente molto piano. Frazioni in 16,6 davanti alle tribune, 1,37,2 i soporiferi 1200 metri iniziali. Sposta Delmonica Matto dalla seconda posizione alla corda, dà un po' di vita alla corsa che per il momento è stata monotona. Dinatà in vantaggio, Delmonica va al suo esterno, poi Dora Pan, quindi Dollaro Light, Dalida Ban. A metà della retta opposta alle tribune Delmonica Matto prova ad andare all'attacco di Dinatà che ovviamente accelera, ha risparmiato tantissimo nella prima parte di gara e ora prova a ribattere colpo su colpo all'avversaria. 14,5 la retta di là, 2,7,8 il miglio di corsa con Dinatà in vantaggio, Delmonica Matto al suo esterno, poi Dora Pan, quindi ancora Dollaro Light e Dalida Ban. La retta d'arrivo per Dinatà che l'affronta in vantaggio con una lunghezza su Delmonica, ha fatto 15,2 la piegata, Delmonica che prova a tornare con decisione, in vantaggio Dinatà che si accuccia un po' nel finale, preda del finish di Delmonica Matto che nel finale vince sulla stessa Dinatà. Al terzo posto Dora Pan avanti a Dollaro Light. 31 ad arrivare, 1,18,7 ragguaglio cronometrico. Ruggero Colletti porta al successo Delmonica Matto, Martin Levakovic i colori di Guido Gnoffo. La vittoria della figlia di Pace del Rio che con un giro allo scoperto ha ragione di Dinatà che aveva fatto tutto bene, calata agli ultimi 100 metri, l'avversaria l'ha fiondata sul palo. La vittoria di Delmonica Matto e Ruggero Colletti.